Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia e provincia di Bolzano per l'Europa sono zone rosso scuro ad alto rischio contagio, obbligo di test e quarantena per i cittadini che vogliono viaggiare nel vecchio continente. Cerimonia privata a Fiumicello, la presenza del Presidente della Camera Roberto Fico per Giulio Regeni a 5 anni dal suo sequestro. Il Presidente Mattarella chiede impegno comune per giungere alla verità. Adescava minori su TikTok, misura di sorveglianza speciale per un pedofilo milanese ex insegnante di ginnastica. Nella sua rete almeno 41 ragazzine, una anche nel Goriziano. Cerimonia a Udine in ricordo dell'inventore Arturo Malignani in occasione del 132esimo anniversario della prima accensione dell'illuminazione pubblica elettrica nel capoluogo friulano. Domani le firme per Lasagna Iorente a Verona e a Udine. Intanto l'Udinese sorpassa il Parma su un nuovo obiettivo per l'attacco. Cutrone è pronto a tornare in Italia. Buonasera da Telefriuli, ben trovati all'appuntamento serale con il nostro telegiornale. Dunque per l'Europa il Friuli Venezia Giulia è un'area ad alto rischio di contagio. La nostra regione assieme ad Emilia Romagna, Veneto e provincia di Bolzano sarebbe stata inserita nelle aree rosso scuro. Che cosa significa? Che per poter viaggiare nell'Unione Europea chi sarà in arrivo da queste zone verrà sottoposto all'obbligo di test e quarantena. Arrivano le reazioni da parte dei governatori Federica Zaia e Bonaccini che dicono così si penalizzano le amministrazioni che effettuano il maggior numero di tamponi. Il dato è emerso da una simulazione della nuova mappa del contagio nel vecchio continente che è stata anticipata dal commissario europeo per la giustizia. Il Friuli Venezia Giulia risulterebbe la regione italiana nelle condizioni peggiori. Una mappatura che avviene considerando il numero cumulativo di casi ogni 100.000 abitanti nelle ultime 2 settimane. Se questo valore supera 500 la zona viene classificata rosso scuro e al 21 gennaio i casi erano 768 su 100.000 abitanti in Friuli Venezia Giulia. Imporre ai cittadini delle nostre regioni l'obbligo di test e quarantena per poter viaggiare significherebbe penalizzare le amministrazioni che effettuano il maggior numero di tamponi e operare una valutazione su parametri epidemiologici non oggettivi, così dichiarano i governatori di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Il dato dell'incidenza sui 100.000 abitanti, spiegano, implica che la valutazione viene operata sul numero assoluto di positivi riscontrati e dunque c'è una situazione paradossale. Anziché incentivare l'amministrazione a potenziare i controlli, si premia chi, per non rischiare, dovesse deliberatamente decidere di ridurre il numero di tamponi. E intanto oggi in regione sono stati rilevati 147 nuovi contagi attraverso 2.120 tamponi molecolari eseguiti. La percentuale di positività rispetto a ieri scende nuovamente, si attesta al 6,93%. Altre 318 infezioni sono state invece rilevate tramite i test rapidi antigenici. Qui l'indice di positività è del 10,69%. 17 i morti registrati nelle ultime 24 ore, 6 i decessi che si riferiscono invece al periodo tra il 24 dicembre e il 16 gennaio scorsi. Salgono sia i ricoveri in intensiva, 62, che quelli negli altri reparti, 686. Scendono le persone in isolamento che oggi risultano essere 10.825. Nel quinto anniversario dal sequestro di Giulio Regeni, era il 25 gennaio del 2016, oggi a Fiumicello cerimonia privata per ricordare appunto questo tragico evento. Si sta ancora svolgendo la commemorazione all'interno della chiesa, al termine di questa un sit-in in piazza. Allora ci colleghiamo in diretta da Fiumicello con Paola Treppo. Buonasera Paola. Sì, buonasera Francesca, buonasera ai nostri telespettatori. La cerimonia è ancora in corso qui nella chiesa di San Valentino a Fiumicello, Villa Vicentina, al tempo della scomparsa di Giulio 5 anni fa, era proprio il 25 gennaio
alle 19:41, quando il ricercatore friulano inviò l'ultimo SMS, e poi di lui non si seppe più nulla fino al 3 febbraio, quando il suo corpo martoriato venne trovato sulla strada che dal Cairo porta ad Alessandria. Da allora sono passati 5 anni, sono state avviate tante lotte da parte dei genitori di Giulio Regeni, e di recente proprio prosegue anche l'attività della magistratura. La Procura di Roma ha depositato infatti 4 giorni fa la richiesta di rinvio a giudizio per 4007 egiziani, con l'obiettivo di processarli in Italia. Oggi, in quello che è diventato il comune di Fiumicello Villa Vicentina, la comunità rispetta il silenzio della famiglia, è unita. Sono state dipinte delle panchine gialle in ricordo del ricercatore. Si chiede per lui giustizia. Dopo la cerimonia in chiesa, che ormai sta andando avanti dalle 17:30, ci sarà un sit-in di fronte al municipio con distanziamento. La comunità, come dicevo, è ciascuna nella propria abitazione, nel rispetto sia del Covid che nel rispetto della famiglia, che ha chiesto, tra l'altro anche poco fa la mamma l'ha ribadito, la mamma di Giulio, di non costituirsi parte civile nel processo per non rallentare quella che è la richiesta di giustizia alla macchina della giustizia. E allora qui da Fiumicello Villa Vicentina, dalla chiesa di San Valentino dall'esterno, l'ingresso è vietato. Ti restituisco la linea. Grazie a Paola Trepo. E prima di partecipare alla cerimonia, il Presidente della Camera, Roberto Fico, ha voluto rinnovare l'impegno delle istituzioni nella ricerca della verità su questo caso. Mi sento di condividere l'appello del Presidente della Repubblica e tutti insieme come istituzioni, come Stato, andiamo avanti non solo nella ricerca della verità, ma anche nel guardare con estrema importanza e interesse il lavoro della magistratura italiana, che è stato un lavoro assolutamente eccezionale, che deve andare avanti, e lo Stato italiano è con i genitori di Giulio e alla ricerca della verità. E oggi c'è stato un altro evento importante, perché nel Consiglio dei Ministri degli Esteri europeo è stata portata la questione da Luigi Di Maio all'interno di questo consesso, e quindi è molto importante portare, prendendosi ognuno le proprie responsabilità, la questione di Giulio Regeni in Europa, come ho già fatto io nel recente passato e continuerò a fare. E l'Italia deve andare avanti però dritta per la sua strada, senza alcun tipo di ambiguità verso l'Egitto. Vogliamo la verità a tutti i costi. Appello che è stato rinnovato anche dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In questo doloroso anniversario rinnovo l'auspicio di un impegno comune e convergente per giungere alla verità, ha detto. È necessario assicurare alla giustizia chi si è macchiato di un crimine che ha giustamente sollecitato attenzione e solidarietà da parte dell'Unione Europea. Si tratta di un impegno responsabile, unanimemente atteso dai familiari, dalle istituzioni della Repubblica, dall'intera opinione pubblica europea. Per il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, da 5 anni la famiglia di Giulio e tutti noi chiediamo giustizia, ma non è ancora arrivata. L'Italia ritiene l'Egitto un interlocutore cruciale nel Mediterraneo e che il nostro compito in Europa sia quello di avviare un dialogo franco, costruttivo e trasparente con il Cairo, ma non può avvenire a scapito dei diritti umani, ha proseguito Di Maio. Il governo italiano porti avanti con fermezza nei confronti dell'Egitto la pretesa di verità per Giulio Regeni, ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che ha chiesto di spezzare quella catena di omertà e reticenza che ancora oggi impedisce di dare un nome ai colpevoli del rapimento, dell'omicidio del nostro corregionale. L'appello all'esecutivo nazionale da parte di Fedriga è di intensificare dunque gli sforzi affinché il dolore della famiglia possa finalmente trovare almeno il conforto della giustizia. E per chiedere il ritiro dell'ambasciatore italiano al Cairo è stata avviata una raccolta di firme da parte di Centro Balducci ed altre 110 associazioni del Friuli Venezia Giulia. Sentiamo Don Pierluigi Di Piazza. 11 associazioni della nostra regione, fra cui anche noi, il Centro Balducci, la Rete d'Asi, tanti altri, a me pare molto significativamente, hanno raccolto
una delle firme per sottoscrivere una lettera da inviare al Presidente della Repubblica, del Consiglio, al Ministro degli Esteri per chiedere quello che la famiglia chiede da tempo, un segno politico di richiamare l'ambasciatore per dare un segnale. Questo dolore immenso del papà Claudio, della mamma Paola, di Irene, la sorella, e ricordo sempre, perché mi colpì tutti, quello che lei disse quando poté guardare, immaginiamo con quale sgomento, il corpo del figlio che era totalmente torturato e che da lei fu riconosciuto. Quel corpo, disse 3 volte, piccolo, 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 solamente dalla punta del naso. E questa mattina a Fiumicello sono state inaugurate delle panchine gialle in ricordo di Giulio Regeni, iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi di cui Giulio era stato sindaco. Queste panchine secondo me sono un simbolo, perché noi, specialmente i ragazzi, ma anche gli adulti, ecco, possiamo sederci, rilassarci, ma un minuto, anche 2 di ricordo va sicuramente a Giulio. Ecco, che cosa rappresenta per voi Giulio, per voi giovani? Giulio è stato il 3° sindaco del governo dei giovani tanto tempo fa, e per me è un onore partecipare ed essere sindaco, appunto, è una carica che lui rivestiva. È un esempio, sicuramente un modello da seguire, un modello di vita, ha viaggiato molto e quindi io spero di avere la stessa possibilità e la stessa voglia di scoprire nuove culture, nuove tradizioni, di arricchirmi talmente tanto culturalmente per avere diverse possibilità. È stato un esempio anche dal punto di vista dello studio, perché ha studiato molto, ha lavorato sodo per ottenere vari risultati, ed è stato un punto di vista anche è stato importante, un simbolo anche dal punto di vista dell'amicizia. Infatti ci insegna il valore delle relazioni. Questo pomeriggio a Trieste manifestazione davanti all'ufficio scolastico regionale per dire basta alle classi pollaio e per il pagamento degli stipendi dei supplenti Covid. Assunzione dei precari, investimenti sull'edilizia, ripresa delle lezioni in presenza almeno al 50% e introduzione del medico scolastico. Questi i temi al centro della protesta dei Cobas Scuola davanti all'ufficio scolastico regionale a Trieste. Il focus in particolare sul tema delle classi pollaio. Sia il primo ministro Conte sia la ministra che dicevano non più classi pollaio, invece siamo punto a capo come prima della pandemia. Classi sovraffollate perché si rifaranno le classi prime con i numeri di prima, quindi 26, 27 o addirittura anche 30 alunni per classe nelle classi superiori. Questo è un problema grave, già prima lo diventa ancora di più nel caso della pandemia. Alla manifestazione hanno aderito anche CGIL e il Movimento Priorità alla Scuola. La UIL ha inoltre posto le condizioni per il rientro in sicurezza. Mascherine, essere considerati come il personale sanitario, per cui i vaccini. Vogliamo che il personale docente e precario dopo 36 mesi siano passati a tempo indeterminato per dare una sicurezza ai lavoratori, e i concorsi fatti come si prevede. Un altro problema ancora più grave di questo, come se non bastasse, è i precari cosiddetti Covid. Non hanno gli stipendi. Ci sono persone che sono da 3 mesi che non hanno gli stipendi. Adescava minorenni su TikTok per un 57enne milanese con precedenti, attualmente detenuto e scattata una misura di sorveglianza speciale. Aveva tentato di avvicinare anche una ragazzina di Gorizia. L'uomo, un ex bagnino e insegnante di ginnastica, non potrà spostarsi dal suo comune per 3 anni, dovrà mantenersi ad almeno 500 metri di distanza dai luoghi abitualmente frequentati da minorenni e non potrà comunicare con loro con nessun mezzo, inclusi i social network. Il 57enne infatti considerato autore di numerosissimi episodi di adescamento e violenza sessuale in danno a bambini e ragazzine di età compresa tra i 6 e i 14 anni. È emerso che l'uomo ha adescato almeno 41 ragazzine in diverse province d'Italia, compresa Gorizia.
Una straniera è stata denunciata per aver picchiato e ingiuriato il suo compagno, un cittadino friulano che mai in passato aveva ritenuto di chiedere aiuto, temendo forse anche di perdere quel legame sentimentale. Tutto ha avuto inizio la notte tra venerdì e sabato scorsi, quando la coppia, che convive in un'abitazione di San Giovanni Natisone, ha iniziato a litigare violentemente utilizzando anche dei coltelli, e a seguito del contrasto l'uomo ha riportato una lesione da taglio al braccio, la donna delle piccole abrasioni. E dalle indagini dei carabinieri di Palmanova è emerso un quadro di maltrattamenti che perdurava da settimane. La Guardia di Finanza di Pordenone ha arrestato 2 cittadini pakistani per spaccio. Sono 100 gli episodi ricostruiti e sono stati segnalati alla prefettura 14 consumatori. Avevano spacciato eroina hashish a Pordenone. Per questo 2 cittadini pakistani sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza della città sul Noncello, che ha anche identificato 14 consumatori. Sono i risultati dell'operazione delle Fiamme Gialle della compagnia pordenonese, che ha preso il via durante l'attività di controllo del territorio. In questo periodo, infatti, i militari avevano notato un incremento del consumo di hashish tra i giovani, alcuni dei quali trovati in possesso anche di eroina. Dall'esame di tabulati telefonici, testimonianze e appostamenti condotti su delega dell'autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza è risalita a un cittadino pakistano senza fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, da tempo presente in Friuli Occidentale. Le indagini hanno permesso di ricostruire 100 cessioni di eroina effettuate dall'uomo nonostante le limitazioni per il coronavirus. Per approvvigionarsi, in alcune occasioni lo spacciatore si era fatto accompagnare in automobile a Mestre da un giovane cliente, che poi era stato pagato in natura con qualche dose. Su richiesta della procura, il GIP di Pordenone ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti dell'uomo, che è stato portato nel carcere cittadino. Durante l'operazione è stato individuato un secondo soggetto, anche lui di nazionalità pakistana e disoccupato da febbraio 2020, trovato in possesso di 7 dosi di hashish. Dalla perquisizione del suo domicilio, un locale riconducibile a un'associazione che si occupa di accoglienza, sono state rinvenute altre 20 dosi di hashish acquistate sulla piazza di Udine, un bilancino elettronico di precisione e 1.000 euro nascosti in un armadio. L'uomo veniva contattato attraverso WhatsApp installato su un cellulare privo di SIM e collegato solamente con il Wi-Fi. Anche per lui sono scattate le manette e il trasferimento nel carcere di Pordenone. I militari hanno individuato in tutto 14 consumatori, 10 italiani e 4 stranieri, che saranno segnalati come consumatori alla prefettura. Ora le Fiamme Gialle stanno indagando per individuare con precisione i canali di rifornimento dei 2 spacciatori. Arrestato per tentato omicidio aggravato un 57enne triestino, deve scontare una pena di 4 anni e 9 mesi, condanna relativa a un episodio risalente al 2013, quando dopo una lite nata per futili motivi l'uomo si era allontanato dal locale in cui si trovava ed era poi tornato armato di coltello, con il quale ha inflitto 5 fendenti alla vittima e procurandogli lesioni serie. Sogna di tornare in carcere e il magistrato lo accontenta. Protagonista di questa particolare vicenda, un giovane triestino agli arresti domiciliari che non riusciva ad abituarsi ai ripetuti controlli presso la sua abitazione, alle sedute terapeutiche, al lavoro socialmente utile in una fattoria e in generale alle prescrizioni imposte. Stanco e sfinito durante l'orario di permesso, si è recato dai carabinieri di Villa Opicina, dove ha espresso il desiderio di tornare in carcere, e il magistrato ha accolto le richieste del ragazzo, che è stato quindi accompagnato nella casa circondariale. È stato colpito da una lastra di ghiaccio che si è staccata dalla galleria artificiale di Carnia di Benzone, un mezzo in transito lungo la statale 13 Pontebana. Per fortuna per il conducente della vettura non ci sono state conseguenze, se non per l'auto, che è stata danneggiata in modo serio. Un altro locale pubblico di Forgaria finisce nel mirino dei controlli per il contenimento della pandemia. È stato trovato aperto con un cliente che consumava bevande all'interno, un intervento che fa seguito a quello del giorno precedente, sempre nello stesso comune, quando i carabinieri di San Daniele hanno sanzionato 2 clienti e il titolare di un bar di Cornino perché sorpresi a consumare all'interno del pubblico esercizio. Sono quasi 36.000 le dosi di vaccino somministrate ad oggi in Friuli Venezia Giulia. Tra ieri e oggi il numero delle dosi inoculate in regione è salito a 3.035 unità, portando il totale sinora a 35.907. Sono 44.335 le dosi complessivamente disponibili. Finora il Friuli Venezia Giulia ha inoculato l'81% delle dosi disponibili, percentuale superiore alla media nazionale, che è
del 74,6%. E da questa settimana riprendono le somministrazioni della prima dose a chi aveva prenotato l'inoculazione ma non aveva potuto riceverla a seguito delle mancate consegne da parte di Pfizer. In Friuli Venezia Giulia la situazione negli ospedali regionali, secondo la senatrice di Forza Italia Laura Stabile, è grave. Mancano medici e percorsi dedicati e la stessa esponente azzurra ha richiesto l'intervento immediato del governo, attaccando di conseguenza, senza pur mai citarlo, il vicepresidente della regione e il suo collega di partito Riccardi. I medici specializzati, spiega Stabile, sono troppo pochi rispetto agli ammalati di Covid e negli ospedali manca una netta differenziazione tra percorsi Covid e non Covid. Stabile auspica che gli organi regionali competenti non perdano altro tempo prezioso e agiscano subito avviando tutte le procedure per garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari. Il Covid chiude bar e ristoranti ma non ferma gli avventori che, consumando all'esterno, talvolta dimenticano di gettare i rifiuti nei cestini. È la triste constatazione di un gruppo di famiglie di Remanzacco che ha partecipato a un'iniziativa di pulizia promossa dal Comune. Raccogliamo in civiltà per seminare il rispetto per l'ambiente. È la campagna promossa dal Comune di Remanzacco che ha coinvolto una novantina di persone tra bambini e adulti. Nessuno si sarebbe aspettato di imbattersi in tanti rifiuti abbandonati soprattutto da chi in tempo di Covid non può fermarsi a consumare all'interno di bar e ristoranti. Questi bambini e queste famiglie, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, dalle 10:30 del mattino fino alle 16 del pomeriggio sono venuti qua in piazza dove c'era un banchetto allestito dove assieme ai miei collaboratori davamo ai partecipanti il gilettino, le pinze, guanti in lattice e i sacchetti per la differenziata, quindi per la plastica e per l'indifferenziata, e sono partiti sul nostro territorio. Al rientro ci hanno veramente portato tantissimi sacchi di rifiuti. E quello che mi hanno segnalato sia gli adulti ma soprattutto i nostri bambini, hanno detto: sindaco, quante lattine abbiamo trovato in giro per il nostro territorio. Essendo chiuse tutte le attività di somministrazione di alimenti a bevande, purtroppo ci sono questi bivacchi e questo ci dispiace assai perché questo è veramente un grande indice di inciviltà. Abbiamo creato un gruppo ambiente del comune che purtroppo ha iniziato i lavori proprio in concomitanza con l'emergenza Covid, ma nonostante tutto riusciamo a fare delle iniziative. Adesso stiamo proponendo alle associazioni una carta per l'ambiente che impegna a fare delle azioni proprio mirate alla tutela ambientale. 132 anni dalla prima accensione dell'illuminazione pubblica elettrica a Udine, per questo oggi una cerimonia in ricordo dell'inventore Arturo Malignani. Questa sera una manifestazione simbolica a ricordo di un grande Arturo Malignani, inventore della luce. Sì, Arturo Malignani è stata una piccola cerimonia ma significativa. Udine, capitale della luce, vuole far riportare, ecco, proprio riscoprire, riportare alla luce uno dei più grandi scienziati italiani, nonché del panorama internazionale, ed è un friulano. La famiglia di Arturo Malignani era originaria, il papà di Arturo Malignani era di Torreano di Cividale, all'epoca si chiamava, quindi praticamente alle porte delle valli del Nattisone e del Cividalese, ma Arturo è vissuto a Udine e in tempi non sospetti lui ha assistito ai primi esperimenti della Edison italiana e della Siemens, proprio qui a Udine, da Siemens tedesca, e da lì la sua passione lo ha portato ad esplorare, a inventare, a immaginare il futuro. Con Guglielmo Marconi, che era più o meno un suo coetaneo di età, hanno rivoluzionato veramente quel mondo. Federico Malignani, lei è il pronipote di Arturo, che un bel po' di anni fa inventò la luce. Sì, certo, inventò la luce, la accese per la prima volta o per la quarta volta al mondo, se vogliamo, a Udine, in una città che fu la prima città totalmente illuminata, non come accadeva nelle 3 altre città del mondo, New York, Londra e Milano, dove erano illuminate solo delle
delle vie o delle piazze, Udine per quanto piccola era tutta illuminata. Restando a Udine, dopo la sistemazione dell'acciottolato di Via Lirutti, ora l'imperativo è quello di preservarlo il più a lungo possibile. Per questo l'amministrazione pensa a far fruire la zona solamente dai residenti, mentre ragiona anche sulla nuova ZTL della città e sulla reintroduzione delle telecamere di controllo. A Udine dopo 2 mesi sono stati ultimati i lavori di sistemazione dell'acciottolato di Via Lirutti, la cui viabilità parrebbe destinata esclusivamente ai residenti. Via Lirutti fa parte di un gruppo di strade storiche della città che l'amministrazione comunale vuole preservare. Sono strade molto importanti perché c'è l'acciottolato, sono le strade antiche della città di Udine che abbiamo voluto recuperare con questo nuovo lavoro dove abbiamo sistemato e dato forza al piano di calpestio alla strada che adesso è in perfette condizioni. Sono i ciottoli di fiume che sono stati recuperati, cementati, perché chiaramente con poco traffico anche rischiano di saltare, che vanno tutelati e noi vogliamo tutelare in questo modo. Non saranno vie di scorrimento, quindi il traffico qui non dovrà passare, verranno a sostare le macchine di coloro che abitano in questi palazzi e che vogliono anche andare magari al parco Loris Fortuna. Novità per quanto riguarda invece la ZTL a livello generale in città, il nuovo piano? Il vice sindaco si sta confrontando con le categorie, è chiaro che si potrà accedere perché sono zone a traffico limitato, non è interdetto il traffico, però in determinate ore, con determinate condizioni, per i residenti con i permessi che verranno rilasciati. Telecamere? Telecamere ritorneranno in funzione, quindi attenzione perché torneranno a scattare le sanzioni per chi non rispetta queste regole. Le regole saranno più semplici e anche molto più chiare. È l'ultima settimana di calciomercato e sono giorni decisivi per l'Udinese. Domani sono attese le firme per Lasagna e Llorente, il primo al Verona, appunto pronto a salutare il bianconero ad accasarsi, quindi nella città scaligera, l'altro invece che è atteso a Udine in serata e che da domani quindi potrà essere ufficialmente in bianconero per un attacco che l'Udinese continua a sistemare, a modificare e avrebbe superato la concorrenza del Parma per arrivare a Patrick Cutrone con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Dunque Cutrone che è pronto al rientro in Italia, ne parleremo questa sera, bianconero XXL dalle 21. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.